Una corona di fiori è stata ieri deposta dal sindaco della città di Realmonte, Luigi Zicheri, accompagnato da Don Pino Agonzino e dal Diatta Samstein, che hanno pregato per loro, evento organizzato dall'associazione Aquarinto, rappresentata da Diego Avanzato, che a Realmonte gestisce anche un servizio SPRAR in convenzione con lo stesso comune. L'evento è servito per ricordare la tragedia successa tra il 14 e il 15 settembre del 2002 presso lo scoglio sito a Caporossello, denominato Dazzita e Dazzita, allorquando dei migranti sono stati trovati annegati in quanto la loro barca è andata a sbattere presso lo scoglio che affiorava. I corpi recuperati furono allora 37, tra cui per la maggior parte liberiani. Questa esperienza di questo naufragio è stata un'esperienza centrale. Prima di questa storia, una storia differente nella nostra città, da questa storia in poi una storia nuova. Storia che nasce dalla tristezza, la morte di tantissimi naufraghi. E storia bella perché chi si è salvato ha potuto vivere l'esperienza di una vita nuova. Voglio fare una preghiera per loro nostri amici con la moto di strada. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Abbiamo voluto rendere omaggio a questi ragazzi, a questi giovani uomini e donne che sono morti qua a causa di un naufragio che ci fu quella sera. Non so quanti di voi lo ricorderanno, arrivò un barcone carico di migranti e mentre erano in prossimità dello scoglio della Rocca Cucciarda praticamente si scatenò una tempesta, vento, grandine molto grossa, e il balcone si è capovolto, questi sono caduti, alcuni non sapevano neanche nuotare e quindi sono morti annegati, altri invece sono stati salvati o si sono salvati perché hanno raggiunto lo scoglio appunto di Rocca Cucciarda. Ho messo una lapide a ricordo di questo evento e oggi abbiamo voluto rendere omaggio ai tanti caduti che ci sono stati allora. Una di queste mi piace ricordare che una delle donne che era incinta già allora è rimasta a Realmonte e la ragazza, la figlia è cresciuta con lei qua a Realmonte, fa parte della nostra comunità. È un momento di commozione e di raccoglimento in questa splendida giornata di agosto che non ci deve fare dimenticare purtroppo le tragedie che per decenni hanno toccato e continuano a toccare le nostre coste e il nostro mare. Oggi è una giornata dedicata al ricordo, ma anche una giornata dedicata all'integrazione, alla possibilità che queste persone in cerca di un futuro, che scappano da guerre, da miserie, trovano poi un momento di serenità, di tranquillità. Stasera festeggeremo con tanti ragazzi che hanno svolto attività lavorative nella nostra provincia, all'interno dei nostri spazi. Anche se devo dire le notizie che arrivano da Roma, i nuovi decreti, sicurezza e quant'altro, direi quasi che bisognerebbe allora arrestare lo scoglio, visto che grazie a quello scoglio tante persone sono rimaste in vita e possono oggi godere del nostro mare e della nostra terra.